e la guidi una vittoria che ancora però non chiarisce definitivamente le posizioni delle prime quattro, anche se chiaramente sono già tutte nei playoff. Sì, una vittoria che è stata secondo me una vittoria giusta, abbiamo controllato la partita, abbiamo cercato di rifare quello che avevamo stabilito nel piano partita, per cui sono abbastanza soddisfatto. Sì, i playoff bisogna sempre aspettare l'ultima giornata, poi vedremo la griglia, ma quello ci interessa relativamente, nel senso i playoff sono una cosa a sé, bisogna pensare partita dopo partita, quindi sarebbe stupido pensare è meglio incontrare qualcuno piuttosto che un altro. Ecco, una partita vinta su una pista chiaramente difficile e senza poter schierare Alonso, perché l'abbiamo visto tutto il tempo in panchina. Sì, Alonso ieri ha subito un colpo in allenamento, non stava bene, quindi abbiamo deciso di non farlo giocare per non rischiare un ulteriore infortunio. La pista lo sapevamo che è una pista difficile e abbiamo preparato la partita di conseguenza. Grazie e in bocca al lupo per i playoff.